io ho fatto tutta la prevenzione possibile, non ho risani d'acqua, però le zanzare le ho ancora. Cos'è che posso fare? Questo succede spesso quando i focolai larvali sono al di fuori della tua portata, quindi non li puoi eliminare, e in questo caso l'unica soluzione possibile è un trattamento barriera, un trattamento in cui andiamo a distribuire dei prodotti insetticidi sulle aree di confine, in particolare quelle dove la vegetazione è più fitta, perché è lì dove le zanzare rimangono per la maggior parte della giornata. Quindi anche in questo caso avremo bisogno di un nebulizzatore, possibilmente capace di raggiungere una nebulizzazione spinta dei prodotti e quindi che possa portare a costruire delle goccioline molto piccole e che possono consentirci di utilizzare una quantità limitata di prodotto per un'unità ampia di superficie. Altra cosa importante è ricordarsi di non fare i trattamenti nelle ore del giorno, perché in questo caso sono presenti spesso molti insetti utili e poche zanzare, quindi concentrare i trattamenti verso le ore del crepuscolo ed evitare sempre di trattare le piante in fiore, perché anche in questo caso, in questo modo potremo limitare l'impatto sulle api, le farfalle e tutti gli altri insetti che visitano i fiori. Infatti, come ti avevo già detto, i prodotti insetticidi, quelli che uccidono le zanzare adulte, non sono prodotti selettivi, quindi colpiscono le zanzare come tutti gli altri insetti che si posano sulla vegetazione trattata o che sono in volo nel momento del trattamento. Questa è la mia siepe di confine, come posso trattarla? Bene, adesso programmiamo insieme il nebulizzatore e facciamo il trattamento. La siepe è lunga diversi metri, quindi per migliorare le cose utilizziamo un tubo di prolunga che adesso andiamo a prendere. Ecco, questo è il tubo di prolunga che andiamo a collegare all'apparecchio in uno dei suoi ugelli e poi andiamo a posizionare in aree strategiche della siepe. Ecco, mettendo questo tubo rispetto all'utilizzo di una pompa a spalla abbiamo il vantaggio di poter lasciare appunto gli ugelli in posizione e saranno pronti all'uso ogni volta che sarà necessario fare un trattamento. Molto bene, ora non ci resta che sostituire un ugello con il tubo di prolunga. Quindi lo stacchiamo l'ugello e tu puoi collegare lì il tubo. E infilo dentro il tubo così, giusto? Esatto. E come ultima cosa non ci resta che programmare il nebulizzatore. Quindi lo accendiamo, settiamo il tempo di irrorazione a 1 minuto, che è sufficiente, e poi andiamo a settare l'intervallo di trattamento con una frequenza ogni 24 ore, in una situazione normale è sufficiente, e facciamo partire il trattamento. I prodotti che usiamo sono pericolosi per l'uomo? Allora, gli insetticidi che si usano contro le zanzare adulte sono autorizzati dal Ministero della Salute e in generale sono scelti tra i prodotti meno tossici per l'uomo e in generale per i mammiferi. Però non sono prodotti del tutto innocui, quindi bisogna rispettare le indicazioni che sono scritte in etichetta e soprattutto non restare nelle aree appena trattate o permanere il meno possibile durante i trattamenti. In questo caso il nebulizzatore ci dà 30 secondi per allontanarci prima che cominci il trattamento.